Tutti questi pizzaioli contemporanei, che ne sanno? Solo chi è di vecchio stampo ne capisce. La pizza maglia glutine, esatto. La pizza nasce come una cosa genuina, accessibilità a tutti quanti. Stanno un po' snobbando, un po' grumentando, un pochettino ci siamo scordati delle nostre origini. Sta diventando come andare a mangiare al ristorante. Non è che poi mi facevano lavorare con l'impasto che dovevano buttare, che non era più buono. Che mi combinavo, poi non ti dico, ragazzi, farina dappertutto. Quando andavo a casa mia mamma mi lavava da testa ai piedi. E mi mettevano questa cassetta della Coca-Cola sotto sopra perché non arrivavano nemmeno a banco. Facevi i calzoncini fritti, i calzoncini al forno, le pizzette a portafoglio, lo diceva sempre Totò, la migliore tecnica per imparare è guardare e osservare. All'età di 16 anni, già nei locali a Napoli facevo il pizzaiolo, e da là poi è partito tutto, ho girato l'Italia, sono stato un po' pure all'estero, in Giappone, sono stato a Sydney e comunque bisogna fare dei sacrifici nella vita perché nessuno ti regala niente. Nel 2010 sono atterrato qua a Torino e mi piaceva, una bella città, tutto, ho detto mo mi apro qua e ho aperto la mia pizzeria napoletana. E sono 15 anni che sto qua. Si chiamava 50 calò. 50 calò significa quando la pasta era buona. Quando la pasta risultava essere acida dopo 3-4 giorni, allora la rimpastavano, facevano il pane, oppure dice questo è un 50 scatà, scatà significa che la pasta non è buona. Questa è la vecchia lingua napoletana, come la mozzarella, il 28 si chiamava, il formaggio e la segatura. È una lingua antica napoletana.